Allora, è evidente che l'editore non può che parlare bene del libro che è stato proposto dai due, tra cui tra l'altro uno è anche qui di Mestre, Pavan, mentre Paolo è di Treviso, e che racconteranno come, quando si sono incontrati, come sono riusciti a scrivere un giallo, sul quale racconteremo ovviamente qualcosina, ma per ovvie ragioni gireremo molto intorno, perché chi ama i gialli, i thriller, la suspense, meno sa, meglio è. Quindi ci gireremo intorno. L'unica cosa, certezza, è che c'è un cappio che sarà protagonista e vedremo se i due ci daranno delle indicazioni se questo è un elemento reale o immaginario. Allora io non so a chi dei due, non mi ricordo chi è il più vecchio dei due, e lui è il più vecchio, perché non si direbbe, non si direbbe che è il più vecchio, e quindi a te Paolo mi viene subito spontanea la domanda, e comunque avresti dovuto in ogni caso raccontare come mai due giovanotti come voi, con tutto il loro lavoro, la famiglia, figli, chissà cos'altro, trovano il tempo per scrivere, ma scrivere assieme come avete fatto, da dove inizia questa storia, questa love story editoriale. Salve a tutti. Allora, è successo questo, che io e Riccardo ci siamo conosciuti al mare. Questo è un libro nato sotto l'ombrellone e questo è il libro giusto per leggere sotto l'ombrellone. Ci siamo conosciuti al mare perché siamo diventati coinquilini di un appartamento, di un condominio dove abbiamo l'appartamento. Parlando chiaramente in un rapporto di buon vicinato, parlando del più e del meno, ci siamo incontrati in vari argomenti, tra i quali appunto anche un po' la letteratura e l'arte, il teatro in genere. È successo che siccome appunto io da tempo scrivo delle commedie, inizialmente ho scritto delle commedie per i bambini, poi con la compagnia con la quale collaboro ci siamo evoluti, diciamo, adesso scriviamo anche commedie per adulti, diciamo, e Riccardo mi ha detto ma fammene leggere una giusto per capire di cosa si tratta. L'ho letta, si è divertito, sono commedie comiche in dialetto, si è divertito tanto e mi ha, diciamo, esternato il suo desiderio. Lui aveva in mente una storia che voleva raccontare, però cioè, io ora come ora non ho il background tecnico per poter scrivere qualcosa. Tu che hai scritto delle commedie, che hai questa tua, diciamo, capacità, se mai ricominciamo a scrivere qualcosa. E cos'è stato? Io tra l'altro avevo cominciato a mia volta un libro, un racconto, una storia, insomma, una bozzata che era ambientata sempre qua in Italia, nel nord Italia, con dei personaggi però provenienti dall'est Europa. E ci siamo raccontati queste storie. Io ho raccontato la mia a lui la sua a me. E bene o male ho visto che si incastravano perfettamente e abbiamo detto ma guarda che secondo me questa storia qua queste due storie qua possono generare un racconto accattivante. E così insomma abbiamo cominciato a progettarlo con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente lui sta a Mestre, io sto a Treviso, ci si incontrava una volta al mese per poter parlare di quello che era stato scritto, correggere le parti scritte e progettare le parti nuove. Quindi diciamo che la sua è stata più un'attività di lettura e correzione e suggerimento soprattutto di alcuni elementi che io introducevo e scrivevo in libro. Quindi abbiamo fatto un lavoro di collaborazione costante che inizialmente era cominciato un po' rarefatto, nel senso che io dei suoi impegni e i miei, e poi abbiamo avuto anche dei problemi a livello familiare, quindi le cose si sono allungate parecchio, perché avevamo cominciato nel 2015, nel 2015 poi abbiamo avuto questi problemi, abbiamo dovuto interrompere, poi mi ha ripreso tutto in mano con più convinzione e siamo partiti. Alla fine a ottobre, il 28 ottobre, il compleanno di noi, siamo usciti con questo romanzo con la casa editrice di Silvano.
quindi voi al mare, anziché giocare a bocce, a racchettone, passeggiare, fare jogging, che ne so, aiutare i figli con il castello di sabbia, voi vi siete dilettati a discutere e poi durante l'anno vi siete mandati delle email aggiornando, scrivendo, eccetera, eccetera. Allora, tu che invece sei di casa, che sei proprio qua di Mestre, che cosa devi dire su questa avventura? Che intanto, e dopo l'altra domanda, ti aspettavi nonostante la chiusura un riscontro così positivo da parte dei vostri lettori? Allora, buonasera a tutti. Devo dire che il fisico purtroppo, non è che potevamo giocare a bocce o a racchettoni, non avevamo tante altre scelte se non scrivere un libro. Lui l'ha fatta quasi passare come una love story, perché ci siamo conosciuti sotto l'ombrellone, in realtà eravamo vicini di casa. Sì, è stata peraltro una bellissima esperienza per me, perché come diceva Paolo non avevo mai scritto un libro, avevo questa idea che era un sogno più che altro, e devo dire che ha avuto un ottimo riscontro, perché continuiamo a ricevere un sacco di complimenti, il libro pare che stia andando benissimo, e quindi per quanto riguarda la trama, se volete ve la racconto io, così loro... No, possiamo dire qualcosa... Scusami, soprattutto c'è una cosa, che voi avete, questo è un giallo molto introspettivo, cioè non ci sono violenze, rapine, cioè, c'è sicuramente un fatto, un incidente, ecco, chiamiamolo così per non usare altri verbi, però in realtà è un'indagine, cioè non è che c'è tutto un percorso e quindi costringe il lettore non a un percorso di tanti altri che sono magari violenza, rapine, sangue, destra e sinistra, ma questa è una ricerca. Quindi voi dovevate anche parlarvi molto dal punto di vista proprio del rendere il giallo curioso fino alla fine e non trovare e reggerlo attraverso avvenimenti che rendono avvincente la trama, ma allo stesso tempo non come dire, con colpi di scena straordinari, con incidenti e quant'altro. Sì, diciamo che il tema delle nostre discussioni, tra parentesi, è stato proprio quello, nel senso che molto spesso io dicevo a Paolo, ancora adesso glielo dico, che non doveva essere troppo buono e quindi dovevamo portare l'attenzione del lettore fino alla fine senza svelare poi, però tutto in realtà è sorretto da alcuni temi fondamentali. Per esempio possiamo dire che spesso facciamo delle buone azioni, ci aspettiamo che da una buona azione ci torni qualcosa di buono e magari non è sempre così, e quindi c'è un tema di riflessione anche su questo aspetto che ovviamente ci accompagna lungo tutta la trama del libro, e ci sono poi altri temi fondamentali che adesso ho il timore di... però sì, è stato forse anche difficile perché ne siamo andati d'accordissimo fin dall'inizio e le discussioni sono sempre state costruttive, però effettivamente mettere insieme le idee di entrambi e cercare di costruirle e dare un senso alla trama poi ci ha portato via diverso tempo che per quanto mi riguarda sono dovuto sottrarre alla famiglia, al lavoro, ci vedevamo quasi di nascosto perché in studio non potevo dire che stavo perdendo tempo per scrivere un libro che però è stato insomma, un sogno che si è avverato e siamo anche almeno molto felici. Ora è più l'editore perché sta incassando un sacco di milioni di euro e ancora comunque possiamo dire qualcosa. Allora il protagonista che lavoro fai? Perché e come mai magari proprio quel tipo di attività magari che si avvicina a uno dei due tra l'altro, dove è ambientato? Se ci sono elementi di spostamento, ecco, qualcosa dobbiamo dire perché
non so, se è in Papua Nuova Guinea, se è alla ricerca delle frecce smarrite, oppure se si parla di petrodollari, di droghe, eccetera, eccetera. Ecco, niente di tutto questo, però qualche elemento lo dovete dare. Allora, diciamo che questo non è un giallo canonico, nel senso che il giallo in genere ha l'investigatore oppure il maresciallo dei carabinieri, il commissario di polizia che è il protagonista del romanzo. In questo caso invece il protagonista è la vittima, che è questo avvocato il quale appunto incorre in questa disgrazia, diciamo, chiamiamola così. La storia è ambientata tra Treviso, dove questo avvocato che si chiama Alberto Leoni ha lo studio insieme con altri avvocati, poi Treviso, poi qualcosa in Venezia, poi Milano, c'è una parte abbastanza ampia dove il commissario, che in questo caso sta indagando sulle questioni che appunto coinvolgono l'avvocato, si trova a dover andare perché appunto a sviluppare questa indagine sì. Poi ci sono altri avvocati che sono l'amico e collega dello studio Andrea Amari e Linda Valletti, che è l'altra collaboratrice. Poi ci sono diversi personaggi che intervengono, c'è anche un prete, bisogna leggerlo per capire tutta la situazione. Diciamo che fondamentalmente il concetto che abbiamo voluto sviluppare è quello di è una ricerca della psicosi, della psicologia e delle psicosi che subisce questo personaggio in confronti di appunto di una situazione che lo vede il protagonista, insomma. Quindi avete conciliato la parte dell'avvocato, cioè di un'attività che è molto similare a Pavan Riccardo, che è di Mestre, con la location di Treviso. Ma e perché non avete scelto un'altra figura? Cioè, sei tu che hai imposto il protagonista che deve essere con un'attività simile? Ti è successo per caso qualcosa che riguarda che tu una volta hai fatto magari un'azione positiva e invece hai avuto delle conseguenze negative, o è nato così per caso? No, allora, pur essendo il protagonista un bel e giovane avvocato, non è autobiografico, non mi era successo, però il tutto nasce da un sogno, un incubo che avevo avuto, e in questo incubo ovviamente ero protagonista in quel momento. Poi l'abbiamo sviluppata in maniera completamente diversa, unendo le due storie, come dice Paolo, però il tutto nasceva da questo sogno che avevo fatto, e attorno a questo sogno poi abbiamo costruito tutto il libro. Il fatto di esercitare la professione forense, come si suol dire, ovviamente mi ha aiutato, perché ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l'avvocato, i tribunali, le indagini che conoscevo, e quindi mi è risultato più facile da questo punto di vista. Sì, abbiamo detto rispetto a questa buona azione che poi potrebbe, e poi secondo me un altro tema importante, possiamo anche dirlo, tanto non è proprio legato a quello che può succedere in un momento, cioè una persona che in quel momento, un avvocato, la sua vita è sereno, tranquilla, e all'improvviso la sua vita cambia e viene messo tutto in discussione, che è un motivo che scoprirete leggendo il libro. E quindi anche questa riflessione sul fatto che oggi viviamo una determinata situazione, domani mattina per qualsiasi ragione le cose potrebbero cambiare e bisogna essere in grado di affrontarle. Ce la farà o non ce la farà non lo sappiamo, lo farà da solo con l'aiuto di qualcuno, però questo era tra gli altri il tema che lega tutta la trama. Se Riccardo ha messo la sua esperienza così forense da avvocato, la tua esperienza invece di teatro, dov'è che la troviamo in questo libro? Allora, scrivere i compagni teatrali praticamente è abbastanza semplice, tutto sommato, cioè, nei compagni teatrali ci sono dei dialoghi
c'è qualche nota drammaturgica, la descrizione di qualche ambiente che fondamentalmente in genere è uno, al massimo due se c'è un cambio scena, quindi diciamo che è abbastanza leggera come tipo di editare. La complicazione sta nel fatto che bisogna creare dei dialoghi credibili, dei dialoghi che abbiano un senso, che abbiano un costrutto. Diciamo che in questo caso quindi mi sono trovato un po' agevolato, nel senso che ormai avendo già accumulato una discreta esperienza scrivendo i copioni con dialoghi più o meno spiritosi in questo caso, ho cercato di dare un modo di parlare, un tipo di dialogo abbastanza comune, in modo tale che non sia difficile cogliere gli aspetti, le sfumature, e poi c'è anche un po' di ironia, perché faccio fatica a scrivere troppo seriosamente, proprio perché scrivo sempre commedie, e quindi c'è un po' di ironia. C'è un personaggio che è appunto quello di Andrea Mari, che è la spalla, diciamo, il collega con cui è stato contatto Alberto Leoni, che diciamo è un tipo tra le righe, insomma, che ogni tanto c'è la battuta, lo prende in giro, si fa, insomma. E quindi abbiamo cercato insieme chiaramente di dare questo aspetto un po' goliardico a questo personaggio, tanto da alleggerire un po' anche tutta la tematica e tutta la narrazione. E faccio l'ultima domanda, perché poi eventualmente lasciamo spazio a chi è curioso su questo libro, ma alla fine qualche personaggio l'avete anche costruito immaginando qualche figura a voi vicina? Cioè alla fine nella costruzione fantasiosa dei protagonisti c'è stato un momento in cui vi siete sentiti e trasportati a fotografare dei personaggi con qualcuno che in qualche modo avete frequentato, conoscete? Allora, adesso mi sembra di conoscerli tutti, di averli conosciuti fin dall'inizio, e quindi veramente l'avvocato, il commissario, dalla signora del pianerottolo, veramente, e probabilmente inconsciamente l'abbiamo anche fatto. Adesso ripeto, mi sembra veramente di averli conosciuti, mi sembra anche di aver vissuto la storia fin dall'inizio. Probabilmente lo è stato anche perché partiva dal sogno, però l'abbiamo proprio sviluppata e sentita nostra fin dall'inizio. Adesso stiamo, non so se si può dire, ma già lavorando per fare il secondo, e quindi creeremo qualche altro personaggio, anche se i protagonisti principali sono ormai hanno una vita, hanno un'abitazione, hanno una famiglia, sì. A qualcuno sicuramente ci siamo ispirati. Sono curioso anch'io di leggerlo, perché questa è una storia che in qualche modo non avrebbe i presupposti per avere un sequel. Non essendo il protagonista l'ispettore Tony, il commissario Baby, il parroco di campagna, eccetera, eccetera, voi però in qualche modo siete riusciti sempre sotto l'ombrellone, sempre sotto l'occhio vigile delle mogli, sempre eccetera, eccetera. Voi invece parlate, discutete, scrivete, non mangiate neanche le pizze, eccetera, però volete scrivere nelle vostre settimane ferie. Benissimo, non sapevo che in qualche modo c'entrano sempre qualcosa, quindi non è spostato da altre parti. Bene, ti lascio a te la chiusura e poi diamo spazio a qualche... Voglio solo aggiungere che effettivamente dentro i personaggi, in tutti i personaggi c'è, soprattutto nei personaggi principali, c'è un po' di noi, dei nostri vizi e delle nostre virtù, c'è qualcosa accennato, mescolandoli. Non è che c'è un personaggio che riguarda loro, un personaggio che riguarda nessuno, un po' abbiamo mescolato le carte, però un po' di noi c'è. Ci sono anche dei personaggi che io ho letto o che lui ha letto nella sua vita, che vede nella sua vita e che abbiamo riportato diciamo in modo un po' ironico, perché sono personaggi forse anche buffi tante volte. Quindi niente, insomma, c'è un po' di noi in questa storia.